55 sindaci presenti, 2 hanno votato no i sindaci di Cadoneghe e Noventa Padovana, 2 si sono astenuti quello di Villafranca Padovana e Borgo Veneto. Non è una votazione compatta quella che ha portato il tavolo zonale della provincia di Padova a dare il via libera alle misure anti-inquinamento che entreranno in vigore dal 1° ottobre. Le novità principali riguardano i veicoli Euro 5 e i falò. Per le auto il livello di attenzione arancione imporrà da quest'anno il blocco anche degli Euro 5. Per tutti varrà il divieto di sosta a motore acceso. Per quanto riguarda invece i falò, dal 1° ottobre entra in vigore il divieto di accensione di quelli tradizionali e di fuochi d'artificio sia pubblici che privati, fatta eccezione per un massimo di 2 eventi complessivi all'anno e solo in caso di livello verde dell'area. Salvi la Befana e i tradizionali pane e vin, il dibattito tra i sindaci si è concentrato sulle ricadute per i cittadini di questi provvedimenti, anche se il sindaco di Teolo, Valentino Turetta, ha ringraziato tutti per il lavoro svolto e invitato ogni comune a valutare il dispositivo e le deroghe disponibili. Sarà impegnativo perché è molto corposo, ha però la possibilità di avere molte deroghe, quindi sarà anche una valutazione dei sindaci nel proprio territorio di attuare tutte le deleghe possibili che ci sono state concesse dalla Regione. Le domeniche ecologiche sono state confermate, la prima sarà il 5 ottobre. Confermate anche le temperature degli edifici a 19 gradi con livello verde che scendono a 18 con arancione e rosso. Del resto i dati raccontano di passi in avanti fatti ad un esame di un periodo più lungo, quindi un esame di medio periodo, si conferma comunque una riduzione progressiva che sta portando anche durante il periodo invernale ad un accorciamento di quelli che sono i periodi di stagnazione in cui sono in vigore le restrizioni maggiori all'utilizzo dell'auto, all'utilizzo delle biomasse.